Giuseppe Romeo, tecnico del Sant'Agata Volley, al termine di SEAP Sant'Agata finita 3-2 mister, alla fine una gran bella partita, sembrava cosa fatta per l'Aragona, poi siete uscite voi fuori e al tie break ne abbiamo visti di tutti i colori. No, una bella partita, il primo set abbiamo giocato bene, devo dire la verità, abbiamo perso alla fine per qualche imprecisione nostra, da dimenticare certamente il secondo dove Aragona ha vinto a mani basse e poi dal terzo sotto 2-0 abbiamo dato davvero il tutto per tutto, ma lo sapevamo che dovevamo venire su questo campo con un atteggiamento battagliero, sapevamo che se ci fossimo presentati con poca grinta, con poco carattere, Aragona, che è una grande squadra, secondo me la squadra più forte di questo campionato, certamente avrebbe avuto vita facile. Siamo stati bravi a ribaltarla, a riprendere il filo del gioco, poi il quinto set secondo me l'avevamo vinto sul 14-12, quella palla era per terra, 14-13 non ricordo, la palla della mia schiacciatrice era per terra, l'ha visto il pubblico, l'hanno visto le loro ragazze, però l'arbitro non se l'è sentita, un arbitro chiaramente casalingo dal primo all'ultimo pallone, ma io devo fare solo i complimenti alle mie ragazze per la reazione, per quello che hanno dato in campo. Vedere 5-6 persone per terra sullo stesso pallone significa che ci siamo ed è quella la strada. Capitan Annalisa Reitano, una gran bella partita, sembrava finita sul 2-0, invece siete stati grandi, diciamo, a uscire fuori. Diciamo che i primi due set eravamo molto contratte e un pochettino abbiamo sofferto pure un po' di ricezione, ma poi piano piano abbiamo meritato di raggiungerle perché durante la settimana ci alleniamo tanto e abbiamo preso palloni su palloni, siamo uscite finalmente in attacco. Il palleggiatore ha fatto bene, abbiamo battuto meglio, quindi ci siamo meritati, però devo dire una grandissima cosa, sul tie break 14-13 non si può chiamare un pallonetto dentro, evidentissimo per tutti gli spalti, per tutte le giocatrici, che anche le giocatrici dell'altra squadra si erano messe le mani nei capelli perché era finita la partita e un arbitro può decretare questo punto in questo modo, dandoci demerito a tutto quello che abbiamo fatto finora. Non è proprio possibile, mi dispiace. Chi ha filmato questa partita si può vedere benissimo che il mio pallonetto era dentro, quindi la partita era finita sul 3-2 per noi, mi dispiace, ma questo lo devo dire. Nello sport succede anche questo, io ho fatto la telecronaca, il pallone tuo non l'ho visto bene, sai perché? Perché davanti a me c'erano i tifosi, i 10 tifosi che ho elogiato, diciamo, in telecronaca, si sono alzati, quindi non l'ho vista bene, quindi eventualmente dico la telecamera l'ha ripreso. Potresti avere anche ragione perché ho parlato scendendo sul parquet adesso, rimane un po' di amarezza, però devo dire avete fatto una bella prestazione. Sì, però ci meritavamo alla fine di vincere anche perché abbiamo fatto una bella rimonta e quindi era finire in bellezza con la vittoria, era il fiocchetto dentro un pacco regalo praticamente. È andata così.